Si terrà domani pomeriggio, domenica 18 maggio, online alle 14, il vertice della maggioranza di centrodestra che governa il Friuli Venezia Giulia per affrontare la nuova spaccatura apertasi fra Fratelli d'Italia e Lega, che mette nel mirino anche l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, esponente di Forza Italia. Nervi tesi tra i due partiti principali sulla scia dei casi scatenatisi nei mesi scorsi su piano oncologico e terzo mandato. Ad innescare la bagarre stavolta le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha duramente criticato i ritardi del cantiere del nuovo ospedale di Pordenone, parlando di inaugurazione per finta della nuova struttura, parole che hanno imbarazzato non poco il governatore Fedriga, anche perché proferite da un esponente del governo. Il primo a intervenire sul tema nello specifico è stato Carlo Bolzonello, consigliere regionale della lista Fedriga. Ma vi sembra normale che ci sia questa polemica sul trasferimento dall'ospedale vecchio all'ospedale nuovo? Quasi a dare l'idea che in questi mesi non ci si curi più a Pordenone. Il caso però si è fatto in breve politico, con l'assessore regionale alla sanità che avrebbe addirittura affermato di essere pronto a rimettere sul tavolo il proprio mandato nel corso della riunione di giunta regionale di ieri, qualora ci fosse qualcuno in grado di farsene carico all'interno di Fratelli d'Italia. Sul tema dunque le parole della coordinatrice regionale Sandra Savino. Così delle esternazioni da parte del ministro, che proprio per il suo ruolo, tra l'altro, lui è ministro dei rapporti col Parlamento, dovrebbe essere quello che in realtà cuce, media, pondera, deve mettere tante anime, tante situazioni d'accordo. Sì, mi risulta un po' strano, no? L'ipotesi di un rimpasto è un'ipotesi che va, secondo me, a danno dei cittadini. La capacità dell'assessore Riccardi di avere una visione anche, se vogliamo, pro futuro della nostra sanità è un lavoro sicuramente di composizione, di mediazione, è un lavoro molto difficile, però è un lavoro che credo sia in questo momento l'unico in grado di portare avanti. E sull'ipotesi di rimpasto della giunta regionale, qualora i meloniani volessero prendere in mano la sanità, su cui il numero 1 regionale Rizzetto non ha voluto esprimere un commento prima del vertice di domani, ha risposto invece il leader regionale del Carroccio, Marco Dreosto. Quante possibilità che domani si arrivi veramente a un rimpasto, all'ipotesi di un rimpasto in giunta? Ma è evidentemente una delle ipotesi che è stata posta sul tavolo. È necessario sicuramente fare un chiarimento rispetto a quelle che sono state fatte le dichiarazioni da parte di Ciriani e l'incontro che faremo è proprio propedeutico a vedere quale sia la soluzione per non mettere in difficoltà, come è stato fatto, una maggioranza che sta lavorando bene su tanti temi, anche su quello della sanità, che sappiamo essere un tema estremamente complesso, su cui esiste un tavolo permanente. Rammarica il fatto che il ministro Ciriani sia uscito con quell'intervento e a quel tavolo non abbia mai partecipato.